Cesare, grazie Cesare. Cercherò di essere brevissimo per lasciare il maggior spazio possibile a Marina, che anche se eviteremo di presentarla nelle solite maniere, perché ormai Marina è una delle nostre relatrici di punta e che molti di voi hanno già sentito. Comunque, per saperne di più sulle pubblicazioni, sulle iniziative culturali di Marina, io vi consiglio di andare nel sito del Circolo Veneto, dove c'è una scheda molto sintetica, ma che vi darà anche un'idea maggiore delle sue attività. Come pure vi invito a entrare nel sito del Circolo Veneto per avere notizie e per riprendere tutte le date che il nostro presidente Cesare Campa vi ha dato sulle iniziative del Circolo. Bene, la volta scorsa noi abbiamo avuto il piacere di ospitare il professor Papaccio, che ci ha parlato di una città invisibile, come l'ho definita, che sono le mura medievali di Mestre. Non del tutto invisibili, perché alcuni frammenti di queste mura e una torre famosa che voi ben conoscete, perché la torre civica ci sono rimaste. Oggi, stasera, parliamo di un personaggio, non di un tema urbanistico, ma anche i personaggi fanno parte del progetto Venezia. Naturalmente però una delle aspirazioni del nostro progetto Venezia è quella di indicare le questioni importanti che caratterizzano la storia di Mestre e di Venezia, ma è anche di indicare quali sono i miti che ruotano attorno a questo territorio, in particolare nella città di Venezia, ma anche di decostruire questi miti. E io credo che parlare di Casanova significa proprio parlare di uno dei miti più conosciuti della storia della Repubblica di Venezia. È un mito pericoloso, perché di solito è associato a un luogo comune, ma il titolo che ha scelto Marina per la sua relazione ci fa capire che non sarà esattamente così, perché parlare di un uomo e il suo tempo significa inquadrarlo in una prospettiva completamente diversa da quella, diciamolo chiaramente, del libertino, dell'amatore, eccetera, eccetera. E quindi ci consentirà poi, non voglio anticipare, ma di fare un viaggio ben al di là di Venezia, perché possiamo definire il Casanova un grandissimo viaggiatore, e come ci spiega anche la stessa Marina nel suo riassunto della conferenza, un fine cronista che ha descritto non solo Venezia, ma ha descritto, possiamo dire, l'Europa intera. E proprio per questo mi permetto, proprio per concludere, di avanzare una suggestione, o quantomeno di dare uno spunto di riflessione sul quale, se avremo tempo, potremo discutere alla fine. Io spesso, quando penso al Casanova, non dico automaticamente, ma spesso e volentieri mi viene da associarlo a un altro personaggio veneziano del suo tempo, che è un pittore altrettanto noto, che è Giambattista Tiepolo. E sarebbe veramente avvincente fare, non dico un parallelo, perché non voglio dire che siano uguali o abbiano detto le medesime cose con linguaggi diversi, ma sicuramente hanno espresso degli argomenti, dei temi, hanno sondato delle questioni che li accomunano tantissimo. Uno per tutti, partendo dalle osservazioni della stessa Marina, è la capacità di descrivere il mondo che li circondava. E come Casanova lo ha fatto con la scrittura, e quindi con le testimonianze che ci ha lasciato nelle sue memorie, il Tiepolo lo ha fatto con i suoi dipinti. È un fine osservatore non solo della società del suo tempo, ma anche, pensate, degli animali, degli oggetti, dei costumi, no? E quindi due fini osservatori, due fini cronisti del loro tempo. Un altro punto di contatto tra questi due personaggi è l'attenzione che hanno dedicato però alla classe dominante della loro epoca, che è l'aristocrazia. E potrei dire, proprio per passare la parola a Marina, che
entrambi a loro modo hanno celebrato il tramonto dell'aristocrazia. Se potessimo dare una definizione di ciò che accomuna il Tiepolo con Casanova, è proprio quello di essere stati entrambi degli personaggi di grandissimo rilievo che hanno comunque rappresentato l'ancien régime, una classe aristocratica che ancora aveva moltissimo da dire, ma che comunque era, diciamo, instradata sulla via del tramonto. E l'hanno saputo fare però con una grandissima ironia che io trovo sia nell'uno che nell'altro, ed è la ragione per cui spesso entrambi mi hanno incuriosito. E con questo io lascio la parola alla Marina e la ringrazio tantissimo ancora per tutto quello che ha fatto nella scorsa edizione di questo progetto Venezie e anche per quello che ci ha dato in questa seconda edizione. Grazie.